benvenuti. Oggi è lunedì 4 marzo 2024. Il sole sorge alle 6:28 e tramonta alle 17:56. La luna sorge alle 1:55 e cala alle 11:03. Oggi si celebra San Casimiro. Il nome Casimiro deriva dal polacco e significa persona potente, eccelsa nel suo comandare. Il suo numero fortunato è il 9. Il colore è il verde, la pietra lo smeraldo e il metallo è il bronzo. Oggi, 4 marzo, si celebra il World Tennis Day, la giornata mondiale di promozione e diffusione del tennis e dei suoi valori. È uno sport che fa bene in ogni stagione e ad ogni età. Ecco perché è quarto nella graduatoria delle discipline più praticate in Italia. Oggi festeggiamo il compleanno di un grande giornalista e telecronista sportivo, Pierluigi Pardo, che compie 50 anni. Ha una laurea in economia, ma la sua passione è sempre stata il calcio. Ha lavorato per Sky, Mediaset e per DAZN. È la voce ufficiale della Serie A e di FIFA, il famoso videogioco. Ha deciso di lasciare Tiki Taka, il programma di cui era conduttore, per dedicarsi alle telecronache, il suo primo amore. Un altro compleanno importante è quello di Umberto Tozzi, che spegne 72 candeline. Leggenda della musica italiana, ha scritto e cantato canzoni indimenticabili che hanno fatto la storia. Chi non conosce Ti amo, Gloria, Gente di mare, Si può dare di più? Infine, un augurio speciale a Bebe Vio, che oggi compie 27 anni. Campionessa di scherma, una ragazza che ha saputo trasformare una tragedia in una vittoria. A 11 anni ha contratto una meningite fulminante che le ha fatto perdere le braccia e le gambe, ma non si è arresa, ha continuato a praticare lo sport che amava con delle protesi. Ha partecipato alle Paralimpiadi di Rio, dove ha vinto la medaglia d'oro nel fioretto battendo la favorita cinese. Il 4 marzo 1877, al Teatro Bolshoi di Mosca, debuttò il balletto che avrebbe fatto la storia della danza, Il Lago dei Cigni, una fiaba romantica musicata da Tchaikovsky che narra l'amore impossibile tra il principe Siegfried e Odette, la regina dei cigni, vittima di un incantesimo. La prima versione non ebbe successo. Solo dopo la morte di Tchaikovsky il balletto venne rivisitato e da allora è diventato il simbolo del balletto classico, ammirato in tutto il mondo. Perché le case di Amsterdam sono così strette e lunghe? La risposta è legata a una questione fiscale. Nel passato, infatti, i proprietari delle case dovevano pagare una tassa in base alla larghezza della facciata. Più la casa era larga, più la tassa era alta. Quindi per risparmiare, gli abitanti di Amsterdam costruirono case strette, ma alte e profonde, per avere più spazio. Questo comportò però un altro problema. Le scale, che erano molto ripide e strette, rendevano difficilissimi i traslochi. Per questo motivo le case hanno dei ganci sulla sommità che servono per sollevare i mobili con delle funi e farli entrare dalle finestre. E adesso, per tutti gli appassionati, è il momento di sentire i consigli che ha da darci oggi il nostro Marco Amato. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. Oggi apre le danze una luna in Sagittario che è ottimista ma non troppo date le quadrature ai pesci. Tenterà di distribuire al meglio le energie. Vediamo come Ariete, luna sicuramente favorevole per voi, una luna di trigono corroborante e sembrate comunque dare più spazio all'amore. Bene così, tenete comunque presente che ci sono ancora alcune cose di cui prendersi cura, per esempio voi stessi. Toro, la giornata di oggi è fatta di tutta una serie di attese. Marte e Venere pungolano molto su Urano e tutta una serie di imprevisti potrebbero farvi saltare il programma. Nervi saldi, mi raccomando. Gemelli, la luna oggi è in opposizione, oggi una tensione zodiacale alquanto forte da un punto di vista emotivo, probabilmente non siete ancora dell'umore giusto e del resto Mercurio è in piena quadratura, per cui attendete un po' il momento adatto, ma non fatevi buttare giù dall'umore. Cancro, una
luna oggi che non vi parla, proprio la vostra dea non si connette, eppure le sue dissonanze con il sole fanno sperare che ci sia una prospettiva un po' nuova, quindi seppure il lunedì inizia con molta propositività da parte vostra, non fatevi spiazzare da qualche avversità che incontrerete al lavoro o nell'incomprensione del partner. Leone, giornata decisamente interessante con una bella luna di trigono. Mercurio ha smesso di farvi dispetti, quindi oggi ve la dovrete vedere solo con Venere e Marte, che però raccordati dalla luna sembrano armonizzare o farvi pace nel vostro rapporto di coppia. Vergine, una giornata con una luna in quadratura non è proprio l'ideale per l'inizio della settimana, eppure questo lunedì si presenta comunque pieno di una grande opportunità, ovvero quella di comprendere le motivazioni degli altri e quindi stare ad ascoltare anche un parere opposto al vostro, ma che ha assolutamente diametralmente la stessa validità dei vostri punti di vista. Bilancia, una luna decisamente amica oggi che accende la comunicazione e che mette una certa verve, ecco, è tutto pronto per farvi vivere i sentimenti in una maniera più congrua e più serena. Venere e Marte sono dalla vostra parte. Che aspettate stasera? Un incontro, anche se è lunedì. Beh, che c'è? Scorpione, luna di seconda casa, una luna decisamente concreta e ambiziosa. Cosa volete concretizzare di meglio nel vostro ambito lavorativo o economico? Beh, lo deciderete anche consigliandovi con un familiare. Ricordate di ottimizzare meglio il tempo e adesso che ben 4 pianeti sono dalla vostra, ovvero Saturno, Sole, Mercurio e Nettuno, tutto sarà di nuovo possibile. Dateci dentro. Sagittario, oggi partite con una luna a casa vostra che va d'accordo con Venere e Marte, un po' meno con Sole, Saturno e Mercurio. Probabilmente le stelle vogliono solo suggerirvi di darvi alla passione senza troppo tergiversare o perdere tempo nel lavoro o nel ripetere delle cose che avete detto più e più volte. Capricorno, giornata oggi che vede una luna molto emotiva, un po' più sciolta nei sentimenti, ma tutti i pianeti in seconda area in Acquario e in terza Pesci vi stanno dando una mano per mandare avanti progetti, sogni, sentimenti e ambizioni. Acquario, con una seconda casa così piena, Marte e Venere non hanno decisamente campo libero in amore, ma la luna oggi vi porta un ricordo lontano di un piacevole weekend, magari romanticamente passato. Che c'è? Non riuscite proprio a non pensare alla persona che vi ha molto colpito? Chiamatela. Pesci, giornata oggi con una luna un po' dissonante, ma che poco potrà contro lo stellium planetario fortissimo nei vostri gradi di Saturno, Sole, Mercurio e Nettuno. Continuate a utilizzare tutti i talenti di questi pianeti proprio perché tra sogni e realtà concrete si sta di nuovo riformando la vostra vita in una maniera più ambiziosa. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Il 4 marzo del 1950 il mondo si innamorò di un'altra eroina, Cenerentola. Il film di Walt Disney ispirato alla celebre fiaba fu un trionfo di incassi e di critica che segnò la rinascita della casa di produzione dopo una crisi di creatività. Cenerentola, la ragazza umiliata dalla matrigna e dalle sorellastre, che grazie alla magia di una fata madrina riesce a sposare il principe, conquistò il cuore di grandi e piccini con le sue canzoni indimenticabili e il suo messaggio di speranza. Fu il primo di una serie di capolavori che avrebbero fatto la storia dell'animazione e che ancora oggi ci fanno sognare. Uno degli aspetti più affascinanti di alcune espressioni siciliane è che non sono interamente traducibili. Annagarsi è l'esempio più ovvio e che racchiude in sé significati opposti. Affrettarsi, ma anche tergiversare. Chi si annaca, in sostanza, si muove però senza spostarsi troppo. Poi altra espressione intraducibile legata al movimento è muoviti femmo.
Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Lucio Dalla è stato un artista straordinario e originale che ha lasciato il segno nella musica italiana. Nato il 4 marzo 1943, data che ha ispirato una delle sue canzoni più famose, ha iniziato la sua carriera come jazzista, suonando il clarinetto e il sassofono. Il suo ingresso nel mondo della musica leggera però non fu facile. Al suo debutto al Cantagiro nel 1964 fu accolto da una pioggia di pomodori dal pubblico. Era solito portare come orecchini delle ciliegie appese per il gambo o un brillantino che aveva regalato Maradona. Aveva una gallina come animale domestico che talvolta portava in giro al guinzaglio. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ho sempre pensato che la peggior cosa nella vita fosse rimanere soli. Beh, non lo è. La peggior cosa è stare con persone che ti fanno sentire solo. Che dire, anche per oggi la puntata finisce, ma noi vi aspettiamo domani, ormai lo sapete, stessa ora e stesso canale, con il nostro Almanacco. Buona giornata!